Si avvicina la fase 2, Kasugana apre la possibilità di concedere più spazi per i plateatici e senza aumentarne il costo. Ovviamente tutto dovrà essere compatibile con la viabilità, compresa quella pedonale. Tutto verrà valutato con grande attenzione, tranquillizza il sindaco Mario Conte, con un obiettivo ben preciso: fare tutto il possibile per aiutare una delle categorie più danneggiate da questa crisi assieme a tante altre. Ma intanto dobbiamo attendere di capire quali saranno le indicazioni che il governo e la regione daranno in merito appunto a questa fase 2. So che proprio in queste ore ci sono dei tavoli di concertazione proprio per definire una linea comune. Noi come amministrazione comunale ovviamente ci faremo trovare pronti, mai come questa volta la mano dobbiamo darcela a tutti, dalle famiglie ai commercianti, agli imprenditori, alle persone che lavorano anche negli enti pubblici, perché cambierà proprio il modo di vedere la città. Per quanto riguarda i commercianti, stiamo facendo degli incontri ufficiali con le associazioni che ci stanno portando delle proposte sia da un punto di vista burocratico che da un punto di vista finanziario legato alla tassazione, che da un punto di vista logistico legato agli spazi. Tutto quello che noi potremo mettere in campo, ovviamente compatibilmente con l'impatto estetico e con le disponibilità della città, noi lo faremo. Poi ci saranno tanti aspetti, soprattutto da un punto di vista tecnico e degli spazi, perché ricordo che siamo in un centro storico e quindi dovremo tener conto anche dell'impatto estetico di questi plateatici, fermo restando però che c'è l'assoluta volontà da parte dell'amministrazione di andare incontro a quelle che sono delle esigenze straordinarie dei nostri commercianti oggi messi in ginocchio da questa crisi sanitaria.